Torna Puliamo il Mondo che compie 25 anni, vediamo. Anche quest'anno sacchi di plastica, guanti e tanta voglia di prendersi cura dell'ambiente. In Veneto saranno 67 i comuni che ospiteranno l'edizione 2017 di Puliamo il Mondo, organizzata dalla Lega Ambiente nelle giornate del 22, 23 e 24 settembre. I volontari, tra cui ci saranno studenti, membri di associazioni e aziende e semplici cittadini, ripuliranno da rifiuti e sporcizia parchi, strade, fiumi e spiagge dei luoghi in cui vivono, secondo il principio della cittadinanza attiva. È voglia di prendersi cura del proprio territorio e voglia di far vedere che la bellezza dipende molto dai cittadini, dipende da noi. Se abbiamo voglia di prendersi cura del territorio, molti processi possono entrare in campo e cambiare le prospettive anche della politica. Le iniziative, previste soprattutto per le giornate di sabato e domenica, variano da città a città. Tra le più interessanti, a Verona si unirà la Polizia delle Rive dell'Adige con il rafting, scendendo in gommone lungo il fiume a partire da Corte Molon. In provincia di Padova, a Saunara, Pulizia del Bosco creato da Lega Ambiente lungo l'argine dell'idrovia Padova-Venezia. Nel Veneto orientale, invece, è prevista la Pulizia della Pineta e del lungomare a Eraclea e del taglio del Sile a Jesolo, ma anche incontri nelle scuole primarie di Ceggia e San Donà di Piave per sensibilizzare i giovani alunni sui rischi derivanti dall'abbandono della plastica nell'ambiente. Meno rifiuti, più riciclo. 25 anni di impegno civile. Volontari, scuole, associazioni insieme contro il degrado. Torna a Puliamo il Mondo con Lega Ambiente e gli speciali della TGR. Da lunedì e sabato alle 15 e domenica 24 settembre dalle 8:50 alle 12. Vi aspettiamo su Rai 3 per pulire il mondo insieme.